Lindsay Fitzgerald, 36 anni, e Robert Mosley, 44. Lei manager nell'ambito delle tecnologie, lui scrittore, vivono a Londra, si innamorano della Sicilia e comprano per soli 3 euro una casa a Sambuca. Il sindaco Giuseppe Cacioppo ha consegnato loro le chiavi dell'immobile di proprietà comunale disposto su 2 piani, ciascuno di circa 60 metri quadri, mentre la giovane coppia medita il trasferimento definitivo a Sambuca, che permetterà di continuare le rispettive professioni utilizzando lo strumento dello smart working. Lindsay ha dichiarato che alla lettura del bando che consentiva di acquistare casa ad 1 euro ha creduto si trattasse di uno scherzo. Poi la decisione dettata dall'avere apprezzato quello che nel 2016 è stato decretato come il borgo più bello d'Italia, rimanendo affascinata dai suoi vicoli, il cibo, il buon vino e la possibilità di una dimensione di vita che consentirà ai 2 figli, Mark di 4 anni e Maisie di 7, di crescere in un posto meraviglioso. A Sambuca di Sicilia sono già 221 gli immobili acquistati da parte di stranieri che così stanno rivitalizzando e ripopolando la cittadina.